TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, a fronte dell'aumento delle richieste di aiuto da parte delle amministrazioni locali per fronteggiare la nuova criminalità che si sta diffondendo, afferma: desidero unire la mia voce a quella dei tanti sindaci veneti che, di fronte a nuove tipologie di reati che vengono commessi nei loro comuni, chiedono aiuto alle istituzioni nazionali perché vengano reperite e inviate nelle zone calde più forze dell'ordine. L'ultimo, in ordine di tempo, è oggi il sindaco di Treviso che dichiara la necessità di avere 100 agenti in più. Prima di lui l'allarme era stato lanciato da più parti, da tanti comuni e anche dall'ANCI. Al pur importante aspetto sociale ed educativo è purtroppo evidente che va rafforzato anche e presto quello della prevenzione e della deterrenza. Cambiamo argomento. Tra contributi, aiuti e investimenti per progetti a scopo sociale per l'anno 2024, l'importo complessivo investito dal comune di Villorba supera i 620.000 euro. I servizi sociali hanno preso in carico complessivamente 610 utenti in condizione di bisogno. Tra questi vi sono 354 anziani, 8 cittadini con dipendenze, 61 persone con disabilità, 102 tra famiglie minori in situazione di difficoltà economica, 45 situazioni a rischio marginalità sociale, 38 casi riguardanti la salute mentale. Nel 2025 saranno realizzati anche alcuni alloggi sociali con fondi PNRR pari a 700.000 euro. Il sindaco Francesco Soligo dice: sostegno alle famiglie, ai giovani e alle situazioni di marginalità sono una priorità dell'amministrazione. E la signora Santina Riccitelli, classe 1923, festeggia oggi l'invidiabile traguardo di 102 anni con una festa alla casa di soggiorno Binotto di Cavaso del Tomba, residenza del gruppo Prealpina, circondata dall'affetto della sua famiglia, della dirigenza e del personale della struttura. Una vita straordinaria quella della signora Santina, come raccontiamo nel nostro sito notizieplus.it. Santina è per noi un esempio di incredibile vitalità e simpatia, spiega l'amministratore delegato del gruppo Prealpina Giuseppe Franceschetto. La sua forza d'animo è davvero ammirevole. Siamo molto felici di poter festeggiare assieme a lei questo compleanno, un momento di gioia e di felicità per tutta la comunità di Casa Binotto. Voltiamo pagina, riprende dopo la pausa natalizia il calendario di fiori d'inverno, la rassegna enogastronomica curata da Unpli Treviso in collaborazione con le Proloco e il Consorzio di tutela del radicchio rosso di Treviso IGP e il variegato di Castelfranco Veneto IGP, che dal 2006 celebra il fiore che si mangia. Ad aprire il 2025 in provincia di Treviso sarà la mostra del radicchio rosso di Treviso IGP che si terrà a Preganziol dal 10 al 12 gennaio. Un fine settimana interamente dedicato al radicchio, che insieme alla mostra e alla degustazione proporrà il tradizionale pranzo solidale a base di spiedo nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 gennaio. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.